Presentata oggi una proposta di riforma della legge elettorale in Consiglio regionale. È una legge che ha tre caratteristiche. La prima è quella di limitare quanto più possibile i contenziosi, come è successo nel 2015, dove alcuni consiglieri si sono in un primo momento sentiti eletti consiglieri regionali e poi il Tribunale ha deciso che erano altri ad essere eletti. Un secondo passaggio riguarda un adeguamento della legge regionale per quanto riguarda la norma statale, dove introdurremo la doppia preferenza di genere e altri accorgimenti previsti appunto dalle leggi statali, come l'unificazione un unico giorno del giorno in cui si vota. Terzo elemento, quello più importante, abbiamo voluto dare una maggior capacità della maggioranza di poter governare serenamente, nel senso che abbiamo allargato la forbice tra la maggioranza e l'opposizione. Ci sarà qualche consigliere di maggioranza in più in maniera tale che chi andrà a governare dopo il 2020 potrà farlo serenamente. Ovviamente l'opposizione ha manifestato le proprie criticità su questa proposta, mi sembra però con un atteggiamento molto costruttivo e molto aperto. Anche da parte nostra, massima disponibilità ad andare ad affrontare una questione così delicata coi tempi e metodi necessari. Ho ribadito che non vediamo problemi di governabilità in questa regione, casomai vediamo problemi di maggioranza in questa regione, ma che non giustificano una modifica della legge elettorale con un premio di dimensioni bulgare. E invece siamo d'accordo su alcuni ritocchi alla legge, a cominciare dalla preferenza di genere, che peraltro è una previsione nazionale già accolta anche dai comuni. Oggi si è aperto un confronto, faremo delle proposte la prossima settimana e poi l'appuntamento sarà in aula.